Che avevamo lasciato Però da parte. ma quella è musica registrata, scusi, Sì. questa è musica live. Questa è Questa è musica musica live. Noi Siete facciamo apposta per gli ospiti che dobbiamo accogliere, lo facciamo per creare un'atmosfera più cordiale. più cordiale, ha detto giusto, più cordiale. Non è che lo Tra... facciamo quel piglio di dire siamo meglio di quegli altri, no, No, noi no, 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 sì, assolutamente no, Mao, eh, senza confronto, cordialmente. Finiamo cordialmente, quindi cordialmente. diciamo, la seconda strofa di questo brano e poi accogliamo il nostro prossimo ospite Sì, che, sì, sì, che fra e poco parleremo di attività basker. parleremo di musica di strada con cornice però, musica di strada con cornice, Con non so se mi cornice. spiego, No, perché no, poi qua, me la deve ma spiegare. adesso gliela spiego. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Dinto scuro una gatta, masticando una sarda. Dolce, dolce mi guarda se struscia mia gola e fa. Sienta a me vanta curca, sienta a me vanta curca, sono ciucce carrette, carregate d'amore. Casa tira stu cuore che cerca la felicità, da 3 mesi non dorme più, una vu che lavoria passa, gente decideme come ci fa, pigliate una pastiglia, pigliate una pastiglia, sienta a me, per me fa dormire, per me fa scordare il mio dolce amore, pigliate una pastiglia. Pigliate una pastiglia, sienta a me, per me fa sentire come un gran pascià che mi negri al cuore, tinte vetrine in tutte le farmacie. La vecchia Campomilla ha dato il posto alle palline grigine, fosfato, bromo televisionato, DDT, bicarbonato, borotalche, semeline, cataplasma, semuline, una custata fiorentina, mortadelle, dupanine, con un mezzo litrevino, un caffè, caffeina, grammi 003. Pigliane una pastiglia, sienta a me. Pa 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 pa, hey. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa pa. Ecco qua, grazie, Con una grazie. sigla così possiamo chiamare direttamente qui sul campo, meglio sulla nostra sedia, Andrea Benedetti di The Ciao Basker. Ciao, Andrea, ciao, ciao, eccolo ciao, ciao, qua, ciao, 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 ciao. ciao. Allora Andrea, Complimenti, io posso fare subito i complimenti per lo strumento, voglio sapere il nome. perché tu Ah, Perché lo sono so. batterista, Ah, che e ci carino. costringono Sì. sempre a un caon, questo mi Sì, questo è uno sembra slap caon, è una slap tecnica, è caon. un po' perché ha diciamo, la plancia in orizzontale e quindi non in verticale e ha No, la tecnica è interessante. leggermente diversa, ma poi quella la vediamo, quindi è una Ok. cosa tra no, perché ne ha c'è visti affetto. no, capito, ne ha visti gli strumenti strani. Andrea di questi tempi sono altro perché essendoti occupato della cornice, se posso dire, di The Basker, perché se non ricordo male tu sei stato proprio quello che ha progettato questa sorta di contenitore nel quale Esatto, è una scenografia acusticamente performante, cioè riesce a indirizzare il suono perché è fatta da materiali isolanti e riflettenti, che permette quindi di sentire meglio davanti sia per l'artista che suona dentro, sia per il pubblico e per chi non vuole sentire invece Ah, ecco, quindi anche diciamo funziona a il livello palazzo isolante. di fianco o di Esatto, fronte non si deve per forza purtroppo ascoltare la musica o quello per che viene forza, proposto. purtroppo, sì, Sì, diciamo certo. così, per noi lo questa testeremo musica. già oggi pomeriggio qui. Esatto, Oggi pomeriggio iniziamo, qua dove c'è il iniziamo. fioraio, adesso non so se la camera, ma qua dietro proprio 3-4 metri. Fra i Poi, fiori, molto sanremese quando come si avanti i situazione. fiori, dopo i fiori, esatto. Diamo l'appuntamento, verso che ora Allora, iniziamo inizierete? alle ore 17. Ah, quindi, ore 17, Piazza Madama Cristina dove c'è l'edicola. San Salvario Emporium Ecco. presenta la prima, se non ho capito male, la prima puntata. Esatto, questa diciamo sono la data zero diciamo, Sì. degli eventi che poi toccheranno vari punti di Torino. Saremo quindi oggi qua a San Salvario, poi ci sposteremo la prossima domenica ai Giardini San Bui,
poi Piazza Foroni, Piazza Barriere di San Milano. Carlo, esatto, cerchiamo un po' di ascoltare tutti i busker che suonano qui in città. Ecco, Noi ne abbiamo selezionati già 10 e oggi Ci sono diciamo sul sito, si può andare, esatto, basta fare infatti The Busker. diciamo che The Busker vuole essere un modo anche per promuovere la musica di strada, sia a livello documentaristico, perché partiranno proprio degli episodi, abbiamo girato insieme agli artisti, li abbiamo ripresi, li abbiamo ascoltato le loro storie, ma poi diciamo che la giuria potrà diventare il pubblico stesso, perché basterà avere un cellulare, inquadrarli, taggare la nostra pagina e la loro pagina e quindi votarli per fare ecco, quindi c'è diciamo anche una sorta di competizione, se vogliamo, Sì, diciamo, esatto. non mettiamola sempre sul piano dello scontro, però diciamo di verifica. cerchiamo di far vincere tutti noi, Ecco, cerchiamo esattamente. di Ha capito promuovere. come può votare col suo telefono lei, dottore? È un po' difficile, allora vediamo. Adesso Può che, votare anche lei, deve mandare un SMS. a lui non manca certo Al la parola. 48408. Ecco, non manca certo la parola al nostro amico. Con questo si può fare qualcosa. Oddio, difficile, forse ti posso- conviene glielo andare posso tirare dietro. direttamente sul sito www.debasker.it. Era per- Semplicissimo. Su TheBusker.it comincia questo talent show, diciamo. The Busker, la musica e la strada. Anche su Instagram e su Facebook, The Busker, la musica e la strada. Ecco, io la- Lo faccio dire tutto in inglese che sennò io The Music on the Busker. Street. no, fallo dire a lui, fallo dire a The lui. Busker. Music on the Street, sarebbe. E ci abbiamo un pubblico internazionale, sa che siamo in street, Sì. che ci ascoltano anche. Tanto io faccio finta di bere per pubblicizzare sempre, è vero, le bottigliette che non si buttano, quelle con plastica dura. vedi? Bene. Va bene, quindi allora Andrea, Che oggi si pomeriggio riutilizza. l'appuntamento qui alle Ore 17 ci saranno tutti gli artisti che abbiamo già selezionato e poi da domenica prossima invece si scontreranno uno con l'altro, però tutti gli artisti avranno un bel cartellone dove ci sarà scritto come votarli e li vedrete, li dovrete scoprire anche in giro per la città all'infuori dei nostri eventi. Bene. L'evento conclusivo sarà il 22 giugno durante la festa della musica e là decreteremo il migliore, diciamo così, Diciamo, il vincitore, Busker dai, di diciamo, il Torino. Busker più interessante, più Esatto. Ecco, la selezione, scusa, è quello che volevo chiederti prima, te lo chiedo adesso. Siete un'equipe, siete un gruppo? Allora sì, il I progetto... selezionatori. Ecco. Allora, il progetto è un progetto organizzato e creato dall'associazione Docabout e lo studio di produzione video I Cammelli, che quindi hanno creato questo team che poi ha valutato fra tutti quelli Le varie che ci hanno proposte. richiesto, diciamo, di partecipare. È bellissimo perché ci hanno anche richiesto di partecipare da Bologna, Milano, da Genova e vedrete appunto i nostri busker guest ogni domenica, perché ne abbiamo selezionato anche uno per ogni città, perché poi vorremmo anche andare là a riproporre lo stesso format. Ragazzi, quindi è una cosa grossa, sono contento, Vai, sono sì. contento. Guarda che Vabbè, pian pianino. Ricordiamo i punti dove a partire da questo pomeriggio alle 17 qua in piazza Madama Cristina. Sì, prossima domenica, ecco. prossima domenica Giardini Sambui, sempre di pomeriggio, Piazza Foroni sabato 18, invece saremo alla mattina proprio sempre durante il mercato, perché ci piace. Sì. E poi saremo a Piazza San Carlo, ma vi invito comunque a seguire le nostre pagine The Busker, la musica è la strada su Facebook e su Instagram per scoprire tutte le info e per anche iniziare a vedere i primi episodi, quindi come raccontiamo i nostri partecipanti. Bene, grande. Quindi grazie Andrea, abbiamo Grazie a dato voi, quindi grazie tutti gli a voi. appuntamenti riguardo ai nostri amici Busker. Allora, 17 alle oggi, 17 ricordiamo, qui, sì. The Busker, Ci vediamo dopo. Ringraziamo Andrea Benedetti. Oggi pomeriggio succederanno tante cose qui ancora, lo racconteremo. Sì. perché Adesso la saranno gente anche- va a mangiare, però poi il pomeriggio sarà ricco, poi un tiepido sole inizia a scaldare la piazza, Speriamo, quindi speriamo. sarà sicuramente anche il tempo sarà clemente con Tempo noi. sarà clemente, tra poco avremo ancora un breve intermezzo dove racconteremo cosa combineranno invece quelli del Torino Fringe Festival, sempre qui al San Salvario Emporium. Intanto ci salutiamo con questa sigletta, lei è pronto? Possiamo fare po, 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 po. Pa, pa,